Tempo di vacanze, tempo di valigie e tempo delle scelte. Sì, perché quando io faccio la mia valigia partono una serie di pensieri che mi fanno dire: questo mi servirà, questo non mi servirà, che cosa porto, che cosa metto in valigia, posso portare questo capo che diventa versatile, che posso con accessori diversi utilizzare in più occasioni. Ma è anche il momento della rinuncia, cioè proprio queste scarpe non mi servono, le lascerò a casa perché so perfettamente che in vacanza non mi serviranno. Questi pensieri sono i pensieri che possono essere generati anche da questo libro, che guarda caso ha come titolo Solo bagaglio a mano, e che io mi sento di consigliare perché il bagaglio che cosa mi fa pensare? Mi fa pensare ad una rinuncia, ad una scelta, ed è un po' quello che può avvenire nella vita di tutti i giorni. Il tempo devo rinunciare a qualcosa, oppure ho perso qualcuno che conosco, ho perso una persona, ho anche perso un oggetto caro che, a cui ero particolarmente affezionata. Quindi, riassumendo tutto questo e ritornando a noi, alla nostra ciaccola di oggi, io mi sento di consigliare questo libro un po' perché è accessibile, si può leggere giusto il tempo di una vacanza, di una giornata in piscina o di una giornata una giornata trascorsa sulla panchina di un parco, magari sotto, come me, sotto ad un albero che ci grazia della sua ombra. Quindi il libro che oggi mi sento di consigliare è Solo bagaglio a mano, scritto da Gabriele Romagnoli. Buone vacanze, buona lettura e una riflessione ancora. È tempo delle ciaccole e oggi io credo di aver pensato a questa ciaccola dedicandola a voi per le vostre vacanze. Alla fine però della ciaccola oggi ho una coccola che è proprio veramente una coccola come Sfurezzo, ed è la mia mousse al cioccolato che assaggio durante la lettura di questo bellissimo libro. Buon agosto, buona ciaccola a tutti e buon Sfurezzo!